E rientriamo con la nostra meravigliosa, ineguagliabile, insostituibile, imperdibile sulla notizia 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta. Io lancio così una specie di gioco. La nostra amica azzurra non ci risponde, mannaggia a lei, vedremo di riprendere il discorso sulle mafie giovedì. Intanto la parola mafia, giochiamo un po' così con le associazioni verbali, ma per tirar fuori qualcosa di valido, perché in effetti questo è un paese dove si sono inventate determinate mafie, no? Almeno 4 sostanzialmente, le mafie famose. Ma a voi che cosa vi dice la parola mafia oggi? Tra l'altro c'è un radicamento territoriale forte e controllo del territorio forte nelle zone d'origine, ma ormai le mafie, alcune in particolare, ma quasi tutte, sono anche fenomeni largamente diffusi in tutto il territorio, non solo italiano ma altrove. Se si parla di 'ndrangheta e mafia siciliana, naturalmente siamo su quel punto, su quel versante lì. Probabilmente le mafie pugliesi sono più territorialmente delimitate, magari guardano all'est, diciamo così, al di là del mare, al di là dell'Adriatico, e non solo peraltro, però insomma in ogni caso il fenomeno è ampiamente diffuso è un fenomeno col quale bisogna fare i conti, perché quando tu stanzi soldi, come si è visto nel caso della Calabria, ma quello è solo il caso eclatante della sanità, che è stata commissariata, provvedimento unico nella storia del paese. Quando tu stanzi soldi, quando tu devi avere incarichi politici, amministrativi, burocratici, eccetera, non puoi non tener conto di quella roba lì, che puntualmente viene quasi sempre rimossa, o no? Quindi qual è il vostro discorso intorno alla parola mafia? Che cosa vi evoca? Che cosa vi fa pensare? E quali sono le associazioni mentali, logiche, politiche, civili che vi vengono in mente parlando di mafia o mafie al plurale? L'altro simpatico spunto potrebbe essere quello, ma qui dovete essere sintetici, velocissimi, di trovare un aggettivo, massimo 2, per definire i Dioscuri, Matteo e Luigi. Salvini e Di Maio, come li definiamo con 2 aggettivi veloci, facendo un ritrattino velocissimo in 2 aggettivi, 1-2 aggettivi. Questo è un giochino simpatico, molto divertente, che permette di fare tante telefonate a raffica allo 02 66 20 35 29 e mandare tanti messaggi a raffica al 346 64 27 756 via SMS, via WhatsApp, anche audio. 2 sono le chiamate già in attesa, tuttavia, e le sentiamo subito. Pronto? Eccoci qua. Chi è la prima telefonata? Chi si cela dietro il telefono e di cui sentiamo il respiro? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, ascolti, io volevo, a riguardo di mafia, io sono stato in un paese, in provincia di Reggio Calabria, sono salito su un autobus e la gente mi diceva stai lontano da quella persona, e dico chi sarà, un mafioso? No, non era un mafioso, era la moglie di un mafioso che hanno sparato e che è stata ferita. Nessuno l'ha aiutata a salire sull'autobus, nessuno, come si dice, gli ha dato assistenza e stavano tutti lontani. Poi ho scoperto che quello lì che è stato ammazzato era vittima, non mafioso. Quindi io penso che la gente del sud è collaborazionista con la mafia, non si riuscirà mai a stroncare la mafia se non si colpisce la gente. Ascolti. Se un quartiere c'è la mafia, va chiusa la luce, vanno eliminati i matrimoni tra mafiosi, vanno colpiti i diritti dei mafiosi direttamente, come loro ammazzano la gente vanno colpiti i mafiosi. Senta, posso chiederle, visto che il suo accento mi induce a pensare che lei sia originario di un paese del sud, da dove viene? Io sono di origine di Melito di Portosalvo. Quest'anno io ero al mare, quindi Calabria, Porto Salvini, con 10 aeroplani che venivano da Catania per andare in Calabria lì. Con 10 aeroplani? C'erano 10 aeroplani della protezione civile. Il Salvini sbaglia nella politica. La politica dell'antimafia deve colpire la gente. La gente beneficia della mafia. Quando io andavo dall'avvocato, perché mio nonno mi mandava dall'avvocato, l'avvocato aveva tonnellate di salami, la gente veniva mandata dai mafiosi e dall'avvocato per fare imbrogli su e giù. E questa situazione esiste ancora. Mafioso, avvocato. Guardi, posso trattenerla un attimo ancora, perché lei sta dicendo... Sta sbagliando, con i meridionali va fatta una politica del pugno di ferro.
Tipo il prefetto Mori, stringere d'assedio le città. No, attenzione, vanno colpiti i mafiosi. Perché non annulliamo i matrimoni tra mafiosi, visto che ce ne sono migliaia? No, ma lei, non lo fai, guardi, lei tocca un tasto secondo me molto vero, perché al di là di tutte le ipocrisie bisogna guardare alla sostanza. E poi la sostanza... per i mafiosi vuol dire... Stringere alleanze. Vanno annullati i matrimoni. Le dico una cosa, le dico che il suo... I bambini vanno adottati. Mi scusi, ma lei mi sente? Lei mi sente o non mi sente? Pronto? Sì. No, stavo cercando di interloquire con lei, non sapevo se mi sentiva. Magari c'è allora io quello che dico, in un paese civile è impossibile combattere la mafia, perché la mafia è un modo di vita incivile. Allora, io le sto dicendo semplicemente che quello che lei dice è praticamente uguale a quello che diceva Falcone nel famoso libro intervista Cose di Cosa Nostra con Marcel Padovani. La stessa roba, cioè che la mafia non è un cancro che si innesta su un tessuto sano, ma che vive della corresponsabilità di un tessuto sociale intero, di tanti cittadini. E quindi io la ringrazio perché lei alla fine ha messo, come dire, sul piatto un argomento... Salvini cerca i voti, sbaglia. Ho capito, così. Benissimo. Questo è un altro discorso ancora su come si affronta, si lotta contro la mafia. Però lei ha toccato un tasto che non è una stupidaggine, assolutamente. Poi può piacere o non piacere, nel clima al solito del correttismo di pensiero, eccetera, non si ragiona così. Però è vero, perché comunque la mafia, appunto, diceva uno che se ne intendeva e che era nato al quartiere della Calza a Palermo, la mafia non è un cancro che si innesta su un tessuto sano, purtroppo. E non considerare questo significa non fare lotta alla mafia e non fare neanche un ragionamento corretto, senza voler dire che tutti sono mafiosi, schifosi, eccetera, eccetera. No, assolutamente no. Però c'è un problema culturale molto vasto e molto più vasto di quello che non sia esclusivamente il fenomeno mafioso, e credo che ci si debba fare i conti con questo, perché altrimenti non si ha un realistico approccio e una realistica soluzione eventuale della questione, se soluzione si può trovare, perché a un certo punto uno può essere anche indotto a pensare che soluzione non v'è, per così dire. 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire su questo discorso. L'altro parallelo, se vi va, è quello di definire con due soli aggettivi al massimo i due Dioscuri, i gemelli del gol, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due vice premier. Due aggettivi, non di più, perché così facciamo un icastico, come dicono quelli che parlano bene, ritratto dei due Dioscuri di Castro e Polluce. 02 66 20 35 29. Pronto, buongiorno. Mi viene il sospetto che una sia caduta, una telefonata, quindi ce n'è un'altra. Pronto? Buongiorno. Sono io, Giulio? Sì, buongiorno, la sentiamo. Buongiorno Giulio, sono quella che ha apprezzato molto la vignetta di Granci. Sì, ieri. Ecco, esatto. Allora, ti volevo dire a proposito dei due Dioscuri, che mi è venuta in mente la famosa denominazione che hanno dato al nostro ex re d'Italia, Pipetta con la moglie, non mi ricordo se era la regina Elena, del famoso Curtatone e Montanara. E allora io con questo riferimento lo attribuirei anche a Di Maio e a Salvini, nel senso che un curtatone potrebbe essere Di Maio, una persona un po' corta, che si defila, eccetera, mentre l'altro in pratica è alto, nel senso anche fisico, ma è alto anche come progetti. Ciao Giulio e ti ringrazio. Allora, grazie a te. Come li definiamo Castore e Polluce, Matteo e Luigi, Salvini e Di Maio, con due aggettivi? Poi c'è il tema serio invece su cui è intervenuto, devo dire, con molta efficacia il primo degli ascoltatori che ci hanno chiamato stamani, l'ascoltatore di Melito Portosalvo, il quale ha detto delle cose molto, secondo alcuni, molto pesanti. Alcuni le potrebbero giudicare molto pesanti, esagerate, eccessive, eccetera. E invece da cittadino calabrese ha detto cose... Per carità, è un'opinione, le opinioni sono il succo di questa trasmissione, però secondo me ha detto cose sulle quali vale la pena di riflettere, perché ci rifletteva e le diceva molto penetrantemente anche una persona che non è uno qualunque, era Giovanni Falcone, giusto appunto.
il quale poneva l'accento su una questione di straordinaria complessità. Non è complesso il concetto, è resa complessa la questione dal fatto che non esiste una minoranza di infami che sono i mafiosi, esiste invece una struttura sociale complessa che consente alla mafia di proliferare, e questo è un altro discorso culturale, sociale, eccetera. Allora, abbiamo anche da dar conto poi degli SMS e dei WhatsApp, anche audio volendo, 02 66 20 35 29. Abbiamo due ascoltatori in attesa, due ascoltatori e ascoltatrici, 346 6427 756. Dopo queste due chiamate ci fermiamo un attimo con gli interventi in diretta per leggere i messaggi SMS e WhatsApp. Pronto? Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Buongiorno. Ma vedendo Di Maio e Salvini in questo periodo preciso, a me il paragone che viene più in mente, oltre Dioscuri, mi viene più in mente la Bibbia, cioè Giacobbe ed Esaù. Vedo un Esaù Di Maio incazzato con Giacobbe e Salvini che lo rincorre per il deserto del Negev perché gli ha fottuto la primogenitura. Ecco, la vedo così. E il piatto di lenticchie dove lo mettiamo? Il piatto di lenticchie qui infatti non è proprio un piatto di lenticchie, ma forse qualcosa di più consistente, la guida di un paese per qualche scalcinato. Volevo anche farle notare una cosa però, io ho sentito la sua rassegna stampa sia ieri che oggi, non completamente però. Tutti i giornali quando parlano di questa associazione AWACS come se fosse venuta fuori da niente, per quello che ho sentito io, nessuno fa notare un piccolo particolare, che questa associazione fa parte della galassia della Open Society Foundation di George Soros, ebreo finanziere ungherese. E non dico ebreo a caso perché sono razzista, lo dico perché queste associazioni sono loro le prime a fare delle fake news. L'anno scorso, anzi nel 2017, misero in giro la notizia che in Siria c'era un campo di concentramento, anzi un forno crematorio, perché avevano visto sul tetto di un edificio la neve che si era sciolta, un'imbecillità più unica che rara. Questa era stata una fake news, gli Stati Uniti stessi l'hanno smentita, però personaggi come Bernard-Henri Lévy, intellettuale francese ebreo come Soros, si sono prodigati tramite questa notizia per fare in modo che gli USA e i paesi europei bombardassero la Siria al posto di Israele. Quindi l'aggettivo ebreo diventa pregnante in questo caso. E quindi, ma ci sono anche ebrei che non la pensano così, eh? Sì, sono l'1% all'incirca. Questo lo dice lei? No, sì, lo dico io, lo dice la realtà, lo dice. Gli ebrei che contano volevano l'intervento militare in Siria e se non c'è stato è stato per un puro miracolo. E sugli italiani quant'è che la pensano diversamente? Come? Dico, sui cattolici, quant'è che la pensano diversamente? Qui non c'entra cattolico, perché essere ebrei non vuol dire appartenere a una religione, vuol dire appartenere soprattutto a un'etnia e soprattutto questi signori qua hanno un potere immenso e soprattutto hanno la doppia nazionalità, sono sia israeliani che francesi, sia israeliani che ungheresi. Quindi se scoppia una guerra, da che parte stanno questi signori? Me lo spieghi lei. Vabbè, io non capisco il senso né l'utilità di questi ragionamenti, glielo devo dire in tutta franchezza. Quindi dove vogliamo arrivare? Non lo capisco. Quando mi spiegherete il senso profondo di queste considerazioni marcate sul fatto che uno è ebreo, io capirò. Però nel momento in cui voi ragionate così, io non riesco a capire dove vogliate arrivare, ma proprio qual è il succo, diciamo, di ragionamento di questa roba qua. Cosa si vuole dimostrare? Cosa si vuole dire marcando l'attenzione sul fatto dell'ebreo? E tengo a dire che io non ho nessuna ascendenza ebraica, che io sappia, non lo so, di nessun tipo, e non me ne frega nulla di averla, non averla, eccetera. Io non capisco, e in questo caso il discorso varrebbe anche per musulmano per certi versi, cioè non capisco cosa voglia significare questo sottolineatura ebreo. Perché gli ebrei hanno ciascuno la loro testa, c'è non voglio citarlo perché è un nostro collaboratore, ma in ogni caso ce ne sono, credo, tantissimi che pensano diversamente, come è normale che sia in tutte le comunità, o no? Non capisco cosa voglia dire questa roba qua. Allora, il leghista, ma secondo voi il leghista sono tutti uguali? Sono tutti uguali e tutti la pensano alla stessa maniera su tutte le cose?
quello del PD, sono tutti uguali, il piddino, cioè queste categorizzazioni generali. Poi in riferimento agli ebrei c'è anche un'incrostazione storico-ideologica che non è che profumi proprio di sapone di Marsiglia, Pronto? Pronto, sono Gianni da Genova, ciao. Ciao Gianni. Profuma di Lascia Auschwitz. perdere, appunto, lasciamo perdere. Allora, parlando di Matteo e dell'altro, Matteo è sincero, mentre invece Di Maio è ambiguo gli aggettivi. Per quanto riguarda la telefonata di quel signore calabrese, è proprio il discorso che faceva Falcone nella sua libera intervista Cose di Cosa Nostra, e anche la Sicilia nel 1876 che tu hai avuto modo di illustrarci, con purtroppo sì. Leopoldo Franchetti. Sì, purtroppo sì. E poi per quanto riguarda un grosso personaggio che è meridionale, che si chiamava Pasquale Turiello, che diceva che il meridionale in sé è molto individualista ed è unito soltanto in 3 cose: nella famiglia e in ciò che le similare, le clientele politiche e le cosche mafiose. Questo lo diceva Pasquale Turiello in un saggio del 1800 e rotti. Anche qui non possiamo dire il meridionale, possiamo dire che è in effetti in generale quella lì era l'epoca del positivismo, per cui si facevano queste categorie. Però naturalmente non sono tutti naturalmente. È ovvio, però bisogna tener conto dei fatti culturali e sociali senza dubbio, quindi ci sono dei caratteri culturali. Sono dei brodi di cultura, esatto, è quello che diceva Falcone. Grazie Gianni, grazie anche a te. Questa è bella, però poi andiamo in pausa. Ma come può un palazzo questo è interessante, senza corrente, quello prima che gliela restituisse il cardinale, aprire una discoteca? Ovviamente quando c'era la corrente e non la pagavano, no? Mi sembra evidente. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai Longobardi al 2000, insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini. Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Le dichiarazioni del capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, durante l'intervista rilasciata a Mix24, condotto da Giovanni Minoli. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Lì subentra c'è una carica morale o moralistica, fare un mestiere che non è nostro. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Noi vediamo cose gravissime, molto spesso non riusciamo ad avere le prove, non riusciamo ad avere le prove di chi le ha fatte. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto. Una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, io quando lei mi dice perché torno sempre sul termine equilibrio, credo di avere confusamente detto un po' che cosa significa.
Allora, torniamo in onda con Sulla Notizia. Due le questioni. La mafia, cosa pensate del fenomeno? Cosa pensate del fenomeno? Che cosa vi genera la parola mafia? Quali considerazioni, quali associazioni psico-politico, civil, mentali vi genera questa parola che per un verso è inflazionata, per l'altro invece è super vergine perché non è indagata in nessun modo, o pochissimi, o secondo modi standard, diciamo così. Intanto però diamo conto anche dei messaggi che sono arrivati. Alessandro, 7,56 il messaggio: fantastica la mamma del ragazzo malmenato durante un comizio di Salvini, capisco la rabbia, ma per una volta che a prenderle sono loro, noi siamo fascisti. La domanda è quante volte quelli di sinistra hanno mandato all'ospedale persone poliziotti democraticamente, dice Alessandro. Aggiungo anche quante volte ci hanno visto manifestare contro qualcuno che la pensa diversamente da loro. E questa seconda domanda ci sta. La prima osservazione però, lei dice, è stata la polizia a malmenare, un'altra roba, non è che se le sono date in piazza e stavolta le hanno prese, è un po' diverso, sarebbe un po' diverso. Un lungo messaggio: oggi un po' prima delle 8 ho acceso la TV sul canale Rai in onda la trasmissione Uno Mattina, ero già sveglio da un paio d'ore, mi sono sentito intontito, pur sforzandomi non riuscivo a capire come mai un cardinale si sarebbe introdotto attraverso un tombino, sia andato a riallacciare arbitrariamente, abusivamente, rischiando la folgorazione incoscientemente, e per sé è stato presentato come un eroe. La Chiesa e il Papa pensano di far bella figura? Secondo me è dato un pessimo esempio di illegalità. Avrebbero fatto meglio a pagare loro il riallaccio e le bollette, così facendo gli si sarebbero rivolte migliaia di famiglie a chiedere altrettanto altruismo. Così invece credono di fare un figurone a sbaffo, dice giustamente, secondo me, l'ascoltatore che scrive questo messaggio. Tanto, se non ho capito male, le compagnie spalmano i costi non esigibili sulle bollette dei regolari paganti, per cui anche questa cazzata plateale la pagheremo noi poveri pirla onesti. Vorrei suggerire una soluzione alternativa al caro cardinale. Se la Chiesa iniziasse a pagare le tasse, ICI, IMU, eccetera, lo Stato italiano potrebbe usare quell'ulteriore incasso per pagare la luce ai bisognosi. O, scrive Facci, utilizzate il 20% del patrimonio immobiliare italiano che avete, 1.000 miliardi di valore. Staccare la spina subito, capitano occhio, i grillini non ci faranno mai fare flat tax, autonomia, sblocca cantieri, svegliamoci o faremo la fine come ha predetto Giorgetti, scrive Arturo. Massimiliano 2, solita ipocrisia, Prato, la questura taglia lo striscione di Forza Italia contro Renzi, il caso in Parlamento. E poi ancora scrive un altro ascoltatore: potete mandare in radio la partecipazione della Moretti alla trasmissione di Paolo Del Debbio su argomento tendine sui crocifissi nei cimiteri, l'abbiamo mandata. Moretti vuol denunciare Matteo perché per lei è una fake news inventata che lei non ha mai pensato, non l'ha mai detto in nessuna TV, forse ha problemi di memoria. Questi del partito di Renzi e Zingaretti, la loro abitudine è negare sempre e comunque Mary, scrive. Anche la Moretti ne è una degna componente. 40 secondi di audiomessaggio. Giulio, tira sul cursore che mandiamo l'audiomessaggio. Ciao Giulio, Paolo da Brescia. Oltre a, sempre, non so se sono in argomento, Regione Lombardia, oltre ad aver cambiato i codici, code all'ATS, eccetera, eccetera, problemi per chi ha persone invalide, eccetera, eccetera, volevo sapere se era possibile invitare un assessore, quella cosa lì, o altrimenti il responsabile della delibera del febbraio 2019 in cui hanno tagliato in modo lineare la possibilità di recupero della retta riguardante l'assistenza e la cura di persone con handicap ricoverati in struttura. Grazie, ciao. Segniamolo sto messaggio, segniamolo e prendiamo nota. Per quanto riguarda invece le definizioni Salvini-Di Maio, uno pappamolle, l'altro gigante, scrive un ascoltatore, non si capisce chi dei due sia affibbiato l'uno o l'altro epiteto. Molto semplicemente uno milanese e l'altro napoletano, scrive ancora un altro ascoltatore, qui si capisce già meglio. Definizioni: mafia uguale Soros, Salvini uguale sincero, Di Maio uguale pentacomunista, scrive Giusi. Per me Di Maio è un democristiano, scrive un altro ascoltatore, Corrado, e Salvini è l'unico per il popolo e come si sa il popolo ai potenti fa paura. La mafia è un franchise di grande successo, scrive un altro ascoltatore, che non usa più i simboli esteriori della sede madre, si adatta camaleonticamente a tutte le società e latitudini. Globalissima. Poi ancora, l'opposizione alla Lega di Salvini non ha paragone con quella di Bossi, una volta eravamo barbari, ora è un crescendo di malvagità. Prima populisti, fascisti, ora nazisti. Il prossimo passo, satanisti? Di Maio, scrive Lorenzo, schiscia M, puntini, puntini. E poi un altro messaggio, potremmo definirli
Scrive Simone da Treviso, il bello e la bestia. Anche in questo caso non è identificabile chi sia il bello, chi sia la bestia tra i due Dioscuri. Gli opposti si attraggono per necessità del negativo, scrive Ubaldo, buongiorno. La mafia, Dario scrive, era già presente in certe regioni prima dell'arrivo dello Stato italiano e quindi molto più radicata. È utopia credere di poterla eliminare. Altro messaggio. Non ho mai sentito gesti violenti da parte di Lega o leghisti, il vero partito pacifista sono loro, a differenza della sinistra picchiaiola e dei centri sociali, braccio armato del PD, loro i fascisti cattocomunisti. Gino di Ostia, mafiosi e mafia e anche il clientelismo e favorismo del PD con le sue cooperative e centri di potere già istituite nella scuola, nell'informazione, lavoro e magistratura. Il capitano nostro è la capacità del fare, Gigino è l'incapacità del no assoluto. Sergio da Arsago, io vorrei capire l'utilità di certi tuoi quiz come quello di oggi. Penso sia più importante parlare di cose più utili come il programma della Lega per le elezioni europee che non c'è. Sempre peggio la radio, scrive Sergio da Arsago, che invito a intervenire per darci suggerimenti, perché tutti i critici devono fare anche delle proposte in questa radio schifosa, sempre più schifosa viene da dire. Dico con simpatia, Sergio, chiama che ne discutiamo, mentre credo che voglia dire il gotha economico mondiale in grado di muovere e determinare le sorti dei popoli. Che sia vero non è detto, alcuni sostengono questa tesi. Quale? Non ho capito però. Sono totalmente ingiustificabili. Una discoteca abusiva è un'esigenza primaria, scrive un altro ascoltatore. E hai visto la pubblicità televisiva di Repubblica? Alza la voce con chi non è allineato con loro. Troppo bello lo stride piano, qui siamo a James Price Johnson, prima, la sigla, il pezzo di oggi, e poi Augusto fa il politically correct sulla... Augusto, sarei io, vabbè, Paolo da Milano, fa il politically correct sulla parola ebreo, mentre da sempre macina giudizi negativi, giustamente, sui pericoli della religione islamica. Ok, sui pericoli della religione islamica io macino giudizi negativi, perché se uno legge il Corano non può farsi un'opinione di gradissimo rilievo di quella roba là, che è un copiamento unico della Bibbia, del Vangelo, messi insieme in una maniera tale da legittimare un nuovo Stato teocratico militare e totalitario, perché quello è un programma politico secondo me, non è tanto una roba religiosa. Quello che di religioso era stato detto già prima, però è un'opinione mia, non posso avere un'opinione, l'ho letto in tutte le versioni, il Corano, e quella è un'opinione. E invece io non capisco perché politically correct sulla parola ebreo. Mi dovete spiegare, se io ho detto un'altra cosa, mi dovete spiegare il quid di quelle vostre osservazioni lì. Cosa tendete a dire? Cos'è che volete dire quando mettete l'accento sulla parola ebreo? Cosa vuol dire? Non capisco, non lo capisco veramente. Fermo restando che io non posso pensare che voi pensiate o che l'ascoltatore Paolo pensi che possiamo mettere tutto sullo stesso piano. Il pensiero ebraico con il Corano, con l'Islam, allora a questo punto è tutta una macedonia di roba che non si capisce più nulla, o sbaglio? Mentre Salvini e Di Maio sono come il mulo e il tafano, uno tira la carretta, l'altro critica tutto. Pappamolle Di Maio, gigante Salvini, voleva precisare, naturalmente era inutile la precisazione, era solo ironia la mia, l'ascoltatore che li aveva definiti così. Di Maio poltronista, Salvini populista. Anna Maria da Vicenza. Se è stata la polizia a picchiare il ragazzo, ritiro quello che ho detto prima, scrive Alessandro da Brescia. Avevo capito che il ragazzo si era picchiato con un'altra persona di Forza Nuova e la polizia li aveva fermati. No, la mamma dice un'altra cosa, che non è detto che quello che la mamma dice sia vero, però la mamma dice così: Matteo un fiero lupo onesto, Di Maio una iena ridens, Conte idem. Prima erano affidabili, ora non più. Siamo sempre ai WhatsApp, ai messaggi. Raul da Cesano. Giulio, io ti amo giornalisticamente, questa è brutta, e mi dispiace molto che ogni volta che si parla di ebrei ti senti toccato. Non è che mi sento toccato, amici, io non ho un'appartenenza ascendenza ebraica di nessun genere, se vogliamo metterla proprio sul terra-terra. Non sono iscritto al lobby, non sono amico di Soros, non sono niente di niente, se non uno qualunque che ha fatto sto lavoro ed è arrivato fin qua, dov'è oggi, punto, basta. Ho un cervello mio, non capisco, posso non capire, se me lo spiegate magari lo capisco. Perché dovete dire un discorso come quello che fa Giorgio prima, la sottolineatura dell'ebreo? Ma non capisco cosa voglia dire quella roba lì, cioè è colpa degli ebrei se esistono le migrazioni? È colpa degli ebrei se non facciamo l'autonomia e non diminuiscono l'età? Non lo so.
Cos'è che volevate dire? C'è un complotto, gli ebrei complottano al mondo per arrivare a qualche cosa. Che cosa c'è? Fatemelo capire, ditelo chiaro, perché io se no non lo capisco. No? Le cose chiare si capiscono, le cose non chiare io faccio fatica a capirle, però è una tara mia, capito? Raul, purtroppo per 6 milioni di poveri ebrei che hanno pagato con la vita, scrive Raul, ce ne sono altrettanti 4 o 5 che detengono il potere nel mondo. Ti consiglio il video di BioBlue con Pietro Ratto sui Rothschild. Va bene, i Rothschild, banca d'affari. Benissimo, perfetto. E allora? Cosa vuol dire? Cioè, gli ebrei, l'ebreo? Non lo so. Mi sembra una soluzione troppo facile per problemi troppo complicati. I nuovi contatori, scrive un altro ascoltatore, vengono attivati in modo remoto dal gestore. Non c'è nessun sigillo da rimuovere. Anche se si arma la leva per dare tensione, cade immediatamente. Quindi il cardinale aveva complici nella centrale dell'Enel o della ACEA o della ERA, per la precisione, che è quello lì. Questo non lo so, però mi sembra interessante come discorso da approfondire. Tutta una bella macchina organizzata, diciamo così. Tanto poi quelli della ERA dicono che se ne frega, che pagano gli altri normali, quelli che pagano sempre. Il gigante e la bambina. E Lorenzo, tu sei veramente infido, sei sottile e subdolo e maligno e malevolo. Indovina chi è la bambina o femminiella, come dicono loro, scrive Lorenzo a proposito dei Dioscuri, dedicato a Radio Padania a Gianni da Genova, il tramonto ieri sera a San Michele di Pagana. Ma che roba bella. Gianni, fai delle foto meravigliose. Manzoni, inteso come proprio lui, il padre della lingua italiana, più di Dante ancora, forse perché hai detto ebreo invece che diversamente religioso. Il Vecchio Testamento è un libro di guerra e violenza non tanto diverso dal Corano. Insomma, avrei legittimi dubbi su questa tua versione dei fatti, caro amico all'ascolto. Carissimo direttore, anch'io ho polemizzato con lei e qualcuno di voi, ma poi ho sempre chiarito e superato. La vostra radio non è schifosa, scrive Giusi, non è vero che è sempre peggio, siete l'unica voce davvero libera, non sono accettabili gli attacchi gratuiti, grazie di tutto. Sempre Merida, Vicenza, era il lupo onesto, la iena ridens, Conte, eccetera. Spero non si debbano ricordare come il furbo e il fiducioso, scrive Rachele a proposito di Di Maio e di Matteo Pantalone e Di Maio Pulcinella, scrive Battista da Genova. La violenza, ancora un altro messaggio, esiste solo dalla parte dei fascisti rossi contro la Lega, le sue sedi e il Ministero dell'Interno. La democrazia non sanno cosa sia, i grillini sono senza palle. Cosa ne dici della puntata di ieri di Report, Pietro? Ero al telefono e non l'ho vista, per quanto la televisione fosse accesa nel luogo pubblico. E comunque penso che l'antipatia verso gli ebrei riguarda il loro stretto legame con la finanza, da sempre, è un altro cliché. Oggi è proprio la finanza a attuare il mondialismo e le crisi mondiali, scrive Alessandro da Brescia, ancora lui, mentre viva la Polonia socialista comunque, dove in seminario si facevano anche corsi di elettrotecnica. Niente male, questo messaggio mi piace. Se ultimamente vai ai comizi di Salvini, dove le minacce di morte si sprecano, la polizia è autorizzata a intervenire. Penso che dopo il caso Cucchi, conseguente criminalizzazione della polizia a tutto tondo, i poliziotti ci pensino 100 volte prima di fare interventi violenti. Quindi questo dice la mamma di Settimo, secondo me ha raccontato una balla, dice in sostanza questo ascoltatore. Meno male che c'è Mario Giordano a far emergere la verità, scrive un altro ascoltatore via SMS, mentre in TV ieri mattina ci hanno fatto vedere solo l'occupazione di una donna con tanto di ossigeno che certamente strappava il cuore. Ieri sera invece Giordano ha svelato la verità, ossia che a occupare lo stabile è stata una associazione e all'interno vi sono bar, ristoranti, palestre, fanno pagare affitti nell'illegalità e non pagano le bollette? Se non è mafia molto le somiglia. Ma che paese siamo diventato? Non certo libero, come ha sentenziato la Corte Costituzionale, non esistono libertà se non attraverso il rispetto delle leggi. O poi dobbiamo leggere gli SMS, però dobbiamo dare anche spazio a 2 ascoltatori in attesa. Si secca la gola qua. Pronto? Pronto? Buongiorno, continuano ad arrivare messaggi. Ascolta, allora Matteo, il nostro Matteo è un fedele e eroico e l'altro è un invidiosetta, gelosina, vabbè, qual è? La declini al femminile, dai, non essere anche tu malevolo, no. Non insinuare. No, non è anche l'amorosa, perché è al femminile? Amorosa, ci sono anche quelli che hanno un moroso, cosa vuol dire? Ci sono degli uomini che hanno un moroso. Lasciamo perdere, non entriamo in questo discorso che ha a che fare col privato. Appunto. Parliamo del pubblico.
ascolta un attimo, per quanto riguarda la mafia, ascolta, ma io penso che chiunque abbia fatto il militare in tempi passati, chiunque sia stato per qualche anno o a fare le ferie al sud, abbia potuto capire un po' la mentalità di certe persone o della gente del sud. Io vedo, quando vado a Napoli, vedo che ci sono dei ragazzotti, no, che invidiano lì quella cagata che ha fatto Saviano, come si chiama lì, quel programma che fanno anche alla radio di Camorra, non mi ricordo, non voglio neanche sapere il nome. Loro invidiano quei personaggi lì, per cui la mentalità è quella lì, insomma, se vogliamo andare terra a terra. Ti saluto, c'è un'altra chiamata, poi dobbiamo dar conto di altri messaggi e poi credo che siamo già addirittura di arrivo, di conclusione sulla notizia. Pronto? Buongiorno. Sì, ciao Giulio, sono Ermanno. Senti una cosa, quando tu giustamente dici, non capisci cosa vuol dire la parola ebreo usata in quel modo lì, vuol dire, se tu non capisci, eccetera, vuol dire che non vale niente per quell'espressione lì. Non è un sillogismo così ferreo, però io voglio capire cosa significa, hai capito? Sì, lo so, però dunque sillogismo socratico o come vuoi tu. Però c'è da dire una roba, che quando non si capisce quello che uno dice e perché lo dice, vuol dire che la cosa che dice non ha valore. Quindi lasciamolo stare lì. Per quanto riguarda invece il nostro capitano Matteo Salvini, Braveheart. E Gigi? Mentre Gigi non lo definisco perché potrei andare sullo scurile e quindi non lo definisco. Comunque niente, non dico niente. Per quanto poi riguarda l'odio pazzesco che sta subendo il nostro Matteo, io dico, guarda, ho 78 anni, Giulio, sono nato durante il fascismo e ho visto di tutto. Non ho mai sentito però un odio così viscerale e veramente schifoso nei riguardi di una persona, non di un'idea politica. Ecco, tornando a farmi fare una battuta schifosa, cioè, sai che io sono anche un po' così, tornando al discorso degli ebrei, si può dire che se lo merita, perché chi viene odiato vuol dire che se lo merita. Chi viene bruciato vuol dire che se lo meritava, giusto? Se Salvini è odiato vuol dire che se lo merita, giusto? Giusto, anche esatto. Risposta esatta. Questo ti seguo, ho capito cosa intendi. Perché, è colpa loro. Vabbè, certo. È colpa sua, quindi è colpa sua. Hai capito? Sua. Lo so, vabbè, Ermanno, ti dobbiamo salutare perché sennò non faccio in tempo a leggere i messaggi. Grazie, Ermanno. Ciao, caro. Allora, c'è Gio che fa una sintesi incredibile. Mafia uguale monopolio. Matteo è, Gigi sembra. Fantastico, sintesi meravigliosa. Che non vuol dire condivisibile, ma meravigliosa sintesi. Salvini, scrive Mario, il cavaliere errante, sempre in giro. Di Maio, il manichino parlante, sempre in ordine. Anche questa accoglie degli aspetti icasticamente rilevanti. Il codice penale distingue la tipicità dell'associazione di mafia. È mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, vincolo associativo, condizioni di assoggettamento e omertà che ne deriva per realizzare profitti o vantaggi per sé e per altri. Qui sta la pesantezza dell'agire previsto e punito dall'articolo 416 bis. Non richiama coppole o tradizioni delle famiglie, eventuali armamenti sono aggravanti, scrive Cosmo. Mitrano, no autonomia, no voto, viva SASM, viva SM, che non è in questo momento, non capisco cos'è. Siamo ancora lì sulle sabbie mobili, scrive un altro ascoltatore, poi, ma non rubare, non è ancora un emendamento divino, e l'emosiniere del Papa dovrebbe ripassarsi il catechismo. Marisa da Caspoggio, Marisa non lo so. Concordo con la sua analisi sul pericolo dell'Islam e sul Corano, versetti d'odio e morte verso gli infedeli che siamo noi, peccato che anche questo governo continui a concedere cittadinanza agli islamici, scrive un altro ascoltatore. E siamo agli SMS. Autonomia come Brexit, il popolo la vuole, i politici no. Anna, ditelo anche l'omino che sta a Rignano sull'Arno, che si vanta di aver salvato vite umane. No, caro signore, non hai salvato nessuno, hai riempito l'Italia di clandestini.
Ho dato del deficiente a Di Maio, non è un'offesa, è una carenza, deficere, una scarsezza di preparazione. Antonietta, cara Lega, stacca la spina, meglio perdere i grillini che i padani, scrive un altro ascoltatore, è la preghiera di tanta gente onesta che lavora e crede ancora nei valori della comunità democratica. La TV che paghiamo per forza, la Lega continua a essere presentata come il male assoluto. Possibile che non si riesca a spazzare i magna pane disonesti, scrive Paolo da Varese via SMS. E adesso andiamo ai WhatsApp perché dobbiamo andare velocissimi. Caino e Abele, scrive Clara da Sondrio a proposito dei gemelli del gol, dei Dioscuri, di Castro e Polluce, di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio. Elio da Novara, Di Maio per me Napoleone, Salvini il vecchio maggiore della fattoria degli animali. Chi vuol capire capisca. Totò e Peppino divisi a Berlino, scrive Giuseppe dalla Sicilia. Poi è morto Gabetti, il consigliere degli Agnelli, a un'ultima ora. E ancora Rana Matteo, Scorpione l'altro, scrive Walter. Salvini e Di Maio sono un tandem con 2 manubri e un solo pedale. E poi abbiamo ancora